particolare. La Germania aveva una diffidenza verso gli altri paesi europei, aveva una diffidenza verso gli italiani, perché? Perché per anni gli italiani hanno detto che tutto andava bene, e in questo io devo dire che chi ha governato fino a pochi mesi fa ha una grossa responsabilità, perché se in questi 3 anni invece di dire che tutto andava bene si fossero fatte alcune cose che sono state fatte ad esempio in questi ultimi mesi, molto probabilmente la stretta sarebbe stata più diluita e lacrime e sangue sarebbero state più diluite, magari oggi ci troveremo in una situazione diversa. Sto pensando. Il passato è passato, veniamo all'oggi. Ho capito, però è giusto che ci diciamo come stanno le cose. Certamente, perché altrimenti, ma proviamo a guardare oltre. Rispetto a quello che da guardare oltre, io non sono tra quelli che se la prendono con le agenzie di rating, perché credo che le agenzie di rating facciano il loro mestiere. La politica deve essere più brava delle agenzie di rating, cioè le agenzie di rating hanno detto che l'Europa non cresce e che l'Europa è molto indebitata, e se non cresce non riesce a garantire ai risparmiatori che investono su quel debito che quei soldi gli vengono restituiti. Questo è il tema. La politica cosa fa? Si limita a dire che le agenzie di rating sono statunitensi e fanno gli interessi di... Può essere, sicuramente sì, ma il problema esiste, cioè c'è il debito, sì, c'è la crescita bassa, sì, e cosa si fa per riuscire a far ripartire l'Europa nel suo insieme e ovviamente anche l'Italia? Ecco, ma il declassamento che c'è stato ieri da parte di alcune agenzie di rating che riguarda non solo l'Italia ma riguarda molti altri paesi europei, tra cui la Francia, dovrebbe servire da stimolo per comprendere che l'Europa deve cambiare rotta, nel senso che non è facendo il giochino tra i vari paesi europei dicendo noi siamo meglio o siamo peggio che si risolve la questione, ma viceversa con una politica europea degna di questo nome, che faccia quello che stanno facendo altri stati. Faccio un esempio: gli Stati Uniti hanno un indebitamento molto peggiore e molto più grande in proporzione al prodotto interno lordo dell'Europa nel suo insieme, eppure gli Stati Uniti i loro titoli li piazzano a un tasso di interesse dell'1,5%. È un dettaglio da poco. Perché? Perché gli Stati Uniti hanno garantito che nessuno degli Stati appunto, che compongono l'Unione possono fallire. E perché l'Europa non può fare altrettanto? Sarebbe da subito automatico l'abbassamento dei tassi, nel senso che si andrebbe subito all'1,5%, l'1,8%, che è il tasso, ad esempio, che oggi riesce a spuntare sui suoi titoli la Germania. Queste scelte però l'Europa le fa attraverso dei politici. No, il problema è che il Trattato europeo non aveva previsto questa possibilità, non aveva previsto che la BCE, la Banca Centrale Europea, potesse mettere liquidità, che potesse garantire rispetto a questo tipo di aspetto e rispetto a questa vicenda che sta capitando, ossia della crisi dei debiti sovrani, e quindi rispetto a questo serve un approccio politico diverso e serve superare quello che è il veto dei tedeschi in modo particolare.